Un cordiale saluto, gentili amiche e amici all'ascolto, edizione del pomeriggio del nostro audiogiornale. La Corte d'Assise di Gostivar, in Macedonia, ha condannato all'ergastolo Blerta Pocesta, 29 anni, per il triplice omicidio dei propri genitori e della sorellina di 14 anni, strage familiare commessa a colpi di pistola la notte del 25 agosto 2018 nella cittadina di Debar. Ne dà la notizia alla polizia di Pordenone, che sulla vicenda aveva indagato in quanto la famiglia Macedo ne risiedeva a Sacile da oltre 20 anni. Il padre, 54 anni, lavorava come operaio in una ditta del luogo. La madre, 53, era dipendente di un'impresa di pulizie. La coppia, con la figlia ultimogenita, si erano recati a Debar per partecipare a un matrimonio, ma la mattina della cerimonia furono trovati privi di vita nelle loro camere da letto. Le indagini sono dalla Procura di Pordenone in raccordo con quella macedone, attività coordinate dal Servizio Centrale Operativo della Polizia e dal Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, con il contributo della Squadra Mobile di Pordenone e del Servizio Polizia Scientifica. Su richiesta del Comune di Tarcento, l'Esercito è intervenuto domenica scorsa con i militari del Reggimento Logistico della Brigata di Cavalleria Pozzolo del Friuli per igienizzare le aree cittadine più frequentate dalla popolazione. L'attività ha impegnato 15 militari, 6 automezzi e 3 appalti di bonifica, apparecchiatura in grado di erogare vapore secco fino a 180 gradi. Il Comune di Tarcento ha messo in campo uomini, donne e mezzi della Protezione Civile, Polizia Locale della Croce Rossa, che hanno assicurato l'adeguata cornice di sicurezza, viabilità e assistenza per l'intera operazione. Per quella svolta a Tarcento si aggiunge alle numerose attività di igienizzazione chieste negli ultimi giorni dai comuni all'Esercito italiano, che ha reso disponibili le proprie capacità e competenze per la tutela della salute pubblica nella lotta contro la diffusione del Covid-19. Contribuire a sconfiggere questo nemico invisibile rappresenta un motivo d'orgoglio per tutti i soldati dell'Esercito, che operano sempre con abnegazione e spirito di servizio. La Brigata di Cavalleria Pozzolo del Friuli, al comando del generale di brigata Giovanni Parmigiani, ha la propria sede a Gorizia ed è una grande unità dell'Esercito che fornisce gli assetti di forza armata per la capacità nazionale di proiezione dal mare. Dopo aver sistemato le strade secondarie bianche, il Comune di Cividale ha dato il via libera per quanto riguarda la manutenzione del verde sulle zone in prossimità dei corsi d'acqua e sui cigli stradali. Ancor più importante che in passato è ora il mantenimento della pulizia e dell'ordine nelle aree urbane e verdi del centro e delle frazioni, anche in vista dell'inizio dell'estate, commenta Giuseppe Ruolo, assessore alla manutenzione del Comune, che spiega come il settore tecnico ha operato e sta operando in tal senso sia con gli operai comunali sia con gli appalti esterni, quali dedicati ai diserbi e alla manutenzione dei parchi urbani. Grande attenzione in questo periodo anche per le rogge. Entro l'estate in corso il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana completerà gli interventi sulla roggia Cividale Toreano. Inoltre, con un nuovo lotto di lavori e un ulteriore contributo regionale di 50.000 euro, interverremo con la pulizia su tutta la lunghezza del Rugo Emiliano, dalla sorgente di Guspergo fino a Borgo San Domenico. Si tratta di un lavoro molto importante, così come quello che sempre, grazie al contributo della Regione, è in corso sulla strada della bonifica a Purgessimo. Fra una decina di giorni, conclude l'assessore, quando sarà ultimato questo lotto di lavori, inizieranno anche quelli riguardanti la manutenzione sul Rio Ruc. Gli uffici della Camera di Commercio di Pordenone e Udine sono riaperti al pubblico ogni giorno, da lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, pur solo su appuntamento via mail e con modalità differenziate e con l'applicazione di tutte le misure di distanziamento e sicurezza previste dalle norme. Nella cosiddetta fase 1 la Camera di Commercio era sempre rimasta operativa, pur in una modalità da remoto, a garanzia della sicurezza di tutti e aperta agli utenti solo in alcune giornate per i soli servizi strettamente essenziali. Per poter accedere agli sportelli e ai locali della Camera di Commercio nelle due sedi di Udine e Pordenone è obbligatorio indossare una mascherina o un'idonea protezione a copertura di naso e bocca,
come disposto da ordinanza regionale 10 del 13 aprile scorso, e il personale camerale è a disposizione per fornire informazioni, assicurare il rispetto delle distanze ed evitare assembramenti. E con questa notizia è tutto, chiudiamo qui la seconda edizione del nostro audiogiornale, vi diamo come sempre appuntamento poco dopo la mezzanotte.